Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Oggi è il giorno della verità per il Premier Giuseppe Conte. Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, c'è l'assoluta necessità di un chiarimento anche normativo che risolva questa situazione di incertezza che va a discapito di studenti, famiglie e personale. Con questa motivazione la Conferenza delle Regioni ha chiesto sulla scuola un incontro urgente con i ministri Speranza e Boccia. Federica è stato tra i primi a chiedere sul tema un confronto. Le ordinanze del presidente Fedriga che rimandano a febbraio il ritorno in presenza a scuola per gli studenti delle superiori finiranno sul tavolo dei ministri Speranza e Boccia. Questa mattina il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Stefano Bonaccini ha chiesto un incontro urgente ai due rappresentanti di governo per affrontare le problematiche legate alla riapertura delle scuole, partendo dall'esito della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 17 gennaio. Riunione durante la quale il CTS ha sancito che le scuole superiori possono tornare in presenza al 50 e fino al 75%. Gli esperti del comitato in quella sede hanno anche affermato che decisioni diverse da parte di presidenti di regione avrebbero richiesto un'assunzione di responsabilità da parte degli stessi. Un pronunciamento, quello del CTS, scrive Bonaccini nella lettera di richiesta di incontro ai ministri, che sembra diametralmente opposto a quello assunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'INAIL qualche giorno prima. La Conferenza delle Regioni si è riunita ieri sera fino a tardi. Sono diverse le ordinanze emesse dai territori che hanno introdotto misure più restrittive rispetto a quelle nazionali, provvedimenti poi impugnati dal TAR in Friuli Venezia Giulia e non solo. Sul ritorno in aula dei ragazzi delle superiori, le regioni si sono mosse in ordine sparso. Se il CTS scrive nero su bianco che non c'è alcun pericolo di contagio nel far rientrare gli studenti nelle scuole superiori, ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga, riaprirò tutto. La conferenza, scrive ancora Bonaccini, ha rilevato l'assoluta necessità di un chiarimento anche di natura normativa che risolva questa situazione di incertezza che va a discapito in primo luogo di studenti, genitori e di chi nella scuola lavora. L'incontro tra le regioni e i ministri della Salute Speranza e degli affari regionali Boccia dovrebbe svolgersi in serata o al più tardi domani mattina. Il nuovo ricorso al TAR contro l'ordinanza Fedriga sulla scuola ribadisce l'incongruità del provvedimento rispetto alle evidenze scientifiche del CTS ed evidenzia l'incompetenza della Regione di emettere ordinanze a fronte dei DPCM nazionali. Il ricorso promosso dai 19 genitori è stato notificato questa mattina. È stato notificato alla Regione Friuli Venezia Giulia il nuovo ricorso presentato da un gruppo di genitori contro la seconda ordinanza firmata dal governatore Massimiliano Fedriga che conferma il rinvio a febbraio della ripresa della didattica in presenza per le scuole superiori. Sono due i punti di forza del nuovo ricorso, ha spiegato l'avvocato Filippo Pesce. Il primo è di merito, si ribadisce l'incongruità anche di questa seconda ordinanza rispetto alle evidenze scientifiche del CTS. Il secondo riguarda invece l'incompetenza da parte della Regione di emettere ordinanze a seguito dell'approvazione di DPCM nazionali. I genitori firmatari di questo secondo ricorso sono 19. Corre il nostro obbligo di tentare fino in fondo ogni soluzione affinché riprenda quantomeno con piccoli passi, con prudenza, nel rispetto delle norme e delle regole, una didattica che sia quella corretta. Purtroppo la DAD, in un contesto epidemiologico come questo, certamente è stata una soluzione. Anche nell'ultima ordinanza un po' forse, e questa è una piccola critica che voglio muovere, non si è ancora dato adeguato spazio, a mio avviso, alla salute dei ragazzi. E la salute non solo inteso proteggiamo dal Covid, ma questo spero che anche noi genitori, anch'io sono padre, lo stiamo facendo ogni giorno, ma questa didattica a distanza sta segnando profondamente la salute psicofisica dei ragazzi. Questo aspetto a mio avviso deve essere oggetto di valutazione. So che è stato fatto anche a livello regionale, per carità, però probabilmente qualche passetto in più ce lo stiamo aspettando, insomma, ecco. Quindi i genitori dicono: cerchiamo di capire qual è il modo per ripartire in sicurezza, non posticipiamo semplicemente la decisione. Esatto, il problema deve essere affrontato, non siamo disponibili, ma la Regione lo sa, ci mancherebbe. Poi ribadisco, non è che siamo uno sparuto gruppo di genitori che si rivolgono all'avvocato, no, è la punta dell'iceberg. I ricorrenti rappresentano un grosso e nutrito gruppo di genitori che
Anche dal punto di vista morale ci hanno dato grossa adesione, la didattica al 50% in presenza è un primo passo, se le condizioni del Friuli Venezia Giulia non garantiscono il 75%, magari un 50% potrebbe essere un primo passo. L'importante è che sia affrontato questo problema con forza. Brutte notizie dalla Pfizer, le già ridotte consegne dei vaccini destinati al Friuli Venezia Giulia e previste per oggi sono state riprogrammate a domani. Lo fa sapere il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. I flussi di consegna, spiega il vicepresidente, sono determinati per l'andamento della campagna vaccinale. È difficile lavorare con queste incertezze. Lo scorso fine settimana la casa farmaceutica ha comunicato un ritardo nelle consegne degli antidoti anche nel nostro paese. Per il Friuli Venezia Giulia, seconda regione maggiormente penalizzata in Italia dal ritardo della Pfizer, ciò si è tradotto in un dimezzamento delle dosi a disposizione e ha spinto così l'amministrazione regionale a stoppare le nuove somministrazioni, garantendo le dosi a chi deve sottoporsi alla seconda inoculazione. Lo stesso Riccardi ha fatto sapere che le agende con le nuove programmazioni saranno riprogrammate a partire da febbraio. E siamo alla cronaca, sono riusciti ad attirarla in un'area appartata, l'hanno accerchiata e l'hanno percossa con pugni, schiaffi e un calcio. Ad aggredirla per futili motivi sarebbero state 3 ragazzine di 13 anni, mentre 2 ragazze di 15 e 14 avrebbero indicato loro come colpire in modo più efficace. È la ricostruzione della polizia locale di Trieste su un episodio di violenza subito da una 13enne all'uscita di scuola. L'intero gruppo è stato deferito all'autorità giudiziaria. 3 di loro avrebbero partecipato anche all'aggressione di un nonno Paletta dopo che l'anziano li aveva invitati a indossare la mascherina sul bus. Un uomo è morto questa mattina attorno alle 5:30 in una ditta di utensileria di Gemona, colpito da un arresto cardiaco. Si tratta di un uomo di 69 anni che si è accasciato improvvisamente e ha perso la vita. Inutili soccorsi attivati con la chiamata al 112, l'equipaggio dell'ambulanza non ha potuto fare altro se non constatare il decesso. Un doppio incidente si è verificato questa mattina a Fiume Veneto all'altezza del centro commerciale Emisfero. Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata ritrasportata all'ospedale di Udine. Traffico in tilt. Doppio incidente questa mattina sulla Pontebana a Fiume Veneto. Il primo è accaduto intorno alle 6:30 di fronte al centro commerciale Emisfero. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate 3 automobili. Nell'impatto una è finita nel fossato sbattendo contro un ponticello. 2 le persone che sono rimaste ferite, una in maniera grave, rimasta incastrata nell'abitacolo, poi liberata dai vigili del fuoco con i divaricatori. La centrale Solis di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di 2 ambulanze e quello dell'elicottero decollato da Campoformido. Il velivolo è atterrato nella piazzola dell'ospedale di Pordenone, dove ha caricato la persona ferita, poi trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altra persona ferita è meno grave ed è stata portata all'ospedale con l'autolettiga. Un incidente che ha mandato il traffico in tilt e proprio a causa delle code formatisi che hanno interessato la Pontebana dalla rotonda di Cusano fino a quella di Pian di Pan si è verificato attorno alle 8:30 un secondo incidente, un tamponamento che ha interessato 2 veicoli nel sottopasso che incrocia la Cimpello Sequals, questa volta senza conseguenze gravi per i conducenti. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. Un incidente stradale si è verificato ieri sera alle 21:30 lungo l'arteria Osovana bis, la strada che a Osoppo consteggia il canale Ledra e porta al casello autostradale di Gemona. Il conducente di un camion che trasportava casse da morto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato a bordo strada. L'uomo è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo, tanta paura per lui, ma non particolari conseguenze di tipo sanitario. Incendio di un tetto nel cuore della notte a Manzano, l'allarme è scattato poco dopo mezzanotte. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli abitanti della dimora che hanno sentito gli scricchioli provenire dal tetto. I pompieri hanno trovato una casetta a 2 piani con il tetto che fumava. Utilizzando l'autoscala hanno raggiunto il tetto e hanno verificato la presenza di fumo che usciva nella zona adiacente al camino. Hanno quindi provveduto ad aprire una piccola parte di tetto trovando un principio di incendio. Spento il focolaio, i pompieri hanno messo in sicurezza l'abitazione, verificando anche che non ci fosse monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, nessuna persona è rimasta ferita, 2 anziani residenti sono messi in salvo, infatti uscendo subito dalla casa. Raffica di controlli nelle stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia durante le feste natalizie fino al 15 gennaio.
Un arrestato, 42 indagati e 7.462 persone controllate, 18 le contravvenzioni elevate e 280 i veicoli controllati. E questo è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia Ferroviaria su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, con oltre 600 pattuglie nelle stazioni, a bordo treno e lungo le linee ferroviarie durante le festività natalizie e dall'inizio del nuovo anno, in particolare dal 19 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Le operazioni di straordinari servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, a bordo dei treni, negli scali di competenze e nelle aree esterne strettamente limitrofe hanno assicurato nella più assoluta sicurezza il regolare svolgimento degli spostamenti. In particolare nella stazione di Trieste è stato predisposto un dispositivo interno mirato a una ordinata organizzazione dei percorsi di entrata e di uscita per gestire al meglio il flusso dei viaggiatori, velocizzando così le operazioni di controllo e limitando al massimo i disagi per l'utenza. Ai controlli hanno partecipato anche il personale della Protezione Civile regionale e comunale che, in perfetta sinergia con gli operatori di polizia, ha fornito un fondamentale ausilio al controllo e alla gestione non solo dei viaggiatori in partenza e in arrivo, ma anche dei numerosi accessi e varchi presenti all'interno della stazione. Siamo in chiusura, l'informazione tornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.